Il 20 gennaio per la comunità di Tortorici è una data importantissima e anche quest'anno, con tutte le restrizioni del caso, però la città si è ritrovata attorno al Duomo del paese per onorare San Sebastiano, che da almeno 5 secoli è venerato a Tortorici come protettore. Una festa molto bella, molto conosciuta anche da tutti gli amanti delle tradizioni popolari, una festa che occupa il cuore dei tortoriciani e che occupa gran parte del mese di gennaio. Lo ripeto, quest'anno, così come lo scorso anno, a motivo delle restrizioni non ci sono delle manifestazioni esterne, ma per chi conosce questa bella festa si tratta di una festa piena di riti molto belli che prevedono l'utilizzo per esempio dell'alloro, una pianta simbolica molto importante, il simbolo del fuoco, che tra l'altro è un simbolo cristiano, un simbolo pasquale, e poi oggi, il 20 gennaio, la festa sarebbe culminata solitamente con la processione, che sarebbe iniziata su per giù proprio a quest'ora e che avrebbe visto poi l'immagine del santo, le sue reliquie e i devoti portarsi sino al fiume per una particolare preghiera di benedizione. San Sebastiano è un martire. I martiri, la parola martire significa testimone. San Sebastiano è un martire del III secolo, probabilmente era milanese, secondo qualcun altro francese. In ogni caso ricevette il martirio a Roma, lì ancora ci sono delle catacombe che portano il suo nome. È uno dei santi più amati, più venerati dal popolo cristiano, e tra i santi cosiddetti ausiliatori, cioè tra i santi che intercedono per questioni specifiche a favore del popolo cristiano. E molto opportunamente, purtroppo, in questi tempi la sua intercessione ci serve, perché San Sebastiano è ritenuto il patrono contro le malattie contagiose, contro le epidemie, e la situazione che stiamo vivendo allora ci porta ad invocare la sua potente intercessione. Ci parli dei nudi, vestiti di bianco, cosa rappresentano? Li vediamo qui. Anche in altre parti di Sicilia vi è l'usanza che i devoti del santo si vestano di bianco. È chiaro che la nudità di cui si parla è lo splendore della fede, lo splendore della luce del Vangelo che si accende dentro di noi. I nudi sono devoti che vogliono chiedere delle grazie particolari al santo o che lo vogliono ringraziare per delle grazie ottenute. E pensando a San Sebastiano tutti pensiamo subito ai nudi e quindi al colore bianco che caratterizza questa festa. Lo ripeto, quest'anno non è così, ma solitamente a quest'ora qui sarebbe stato un pullulare di biancore. Giorno di grande devozione e di festa che momentaneamente ci viene impossibile fare, ma che col cuore faremo ugualmente. Questa mattina già dalle 8 ci sono state le celebrazioni delle Sante Messe, tutte molto partecipate e secondo il rispetto delle norme. Adesso ancora a mezzogiorno, al posto della tradizionale processione, ci sarà la Santa Messa, al termine della quale poi l'immagine del santo sarà affacciata dalla finestra che si trova sul presbiterio della chiesa, che probabilmente è stata costruita proprio apposta per invocare l'intercessione del santo e far sì che il suo sguardo cadesse simbolicamente sulla città. Quindi ci sarà questa particolare preghiera di benedizione e pomeriggio si continuerà con le celebrazioni della messa. La festa si prolungherà sino alla domenica dell'ottava, che quest'anno cade domenica 30 gennaio, con le stesse caratteristiche di questa giornata.
di fede, di fraternità, un momento per stare pure assieme. San Sebastiano cosa rappresenta? Per noi rappresenta tutto, diciamo, la vita per noi. Così è stato per i nostri nonni, così è per noi. Sappiamo che naturalmente i festeggiamenti, la processione non viene fatta, ma ci parli un po' negli altri anni, come è stata articolata la giornata, dove siete andati, abbiamo visto il passaggio nel fiume, ci parli un po' del passaggio nel fiume, che momento è? Per noi si vuol dire che il cuore della festa è il passaggio nel fiume, come ogni anno e come si è fatto sempre, siamo sempre annati. Purtroppo in questi anni non è stato possibile, ma speriamo che potremmo annarci in futuro. Cammino autentico di conversione. Voglio affidare soprattutto i nostri cari defunti, tutti coloro che nel corso dei secoli hanno zelato l'amore e il culto verso il nostro santo patrono, i numerosi sacerdoti religiosi che hanno servito la nostra città e le nostre contrade. In ultimo, in maniera specialissima, voglio affidare l'arciprete Don Giuseppe Calabrese, che negli ultimi 50 anni ha vissuto e ha promosso la devozione verso il nostro grande santo. Voglio salutare ancora anche le forze dell'ordine qui presenti. Affidiamo il nostro fratello Sebastiano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alle sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Per me rappresenta la devozione, la vicinanza nei confronti del martire San Sebastiano e rappresenta tanto fin dalla mia infanzia. E oggi giustamente siamo qui a festeggiare questa festa e sperando sempre che si migliori e che ritorneremo di nuovo come prima a festeggiarla per bene. Oggi sarà articolata solo attraverso le funzioni religiose, attraverso le messe. Ci sono state già le messe del mattino, 4 già sono state svolte, adesso c'è la messa di mezzogiorno. Alla fine della messa adesso che si sta svolgendo ci sarà la benedizione da parte di San Sebastiano alla comunità, che verrà svolta alle spalle del sagrato dell'altare della Chiesa Madre Maria Santissima Assunta, qui dove siamo, e ci sarà la benedizione da parte dei parroci con la statua del Santo a tutta la comunità per il paese. Poi di pomeriggio ci saranno altre funzioni. Da qui all'8ª, quindi a domenica prossima, ci saranno le varie funzioni tutti i giorni e domenica prossima svolgeremo le messe come stiamo facendo anche oggi. In poche parole, i parroci, affacciando il Santo al balconcino retrostante dell'altare, ci sarà il Te Deum in latino o in italiano, da come decideranno i parroci da farlo, e sarà molto emozionante perché in quel momento noi vediamo la statua di San Sebastiano in volto che guarderà con i propri occhi la comunità di Tortorici.
Eccoci ai vostri piedi, o martire glorioso della Santa Chiesa. Noi che abbiamo la sorte di essere vostri fervorosi devoti, cantando i trionfi del vostro duplice martirio, intendiamo esaltare l'onnipotente sapienza e l'infinita bontà di Gesù Cristo, che per la grazia della santificazione infusa nella vostra bell'anima vi rese a gloria della Chiesa Cattolica oggetto prezioso dell'amore dei popoli. O invito martire San Sebastiano, invochiamo questa speciale benedizione per tutta la nostra comunità, per le famiglie, per le persone provati nella sofferenza, gli ammalati, gli anziani, i bambini e i giovani. Preghiamo per tutti, anche per coloro che vivono lontani dalla nostra terra, perché la nostra preghiera li raggiunga e faccia percepire loro la nostra vicinanza e il nostro affetto nella comune devozione a San Sebastiano. Possa la nostra Tortorici risorgere a nuova vita, risplendere per le virtù del Vangelo. Che questa comunità sia autenticamente cristiana, dove sia eliminata ogni barriera dell'odio, della discordia, della gelosia e dell'invidia, perché tutti possiamo veramente riscoprire nell'unico battesimo ricevuto la grazia del Signore nostro crocifisso e risorto. In un attimo di silenzio, adesso, guardando a San Sebastiano, presentiamo la nostra preghiera. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, e per intercessione del gloriosissimo San Sebastiano, patrono e protettore della nostra comunità, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.